Cavalli della quinta corsa dietro le ali dell'Autostart. Si tratta di un miglio di categoria BC, il Challenge Roberto Andreghetti. Al via 6 concorrenti, 1 Estasi di No, 2 City Lux, 3 Candy Greppi, 4 Efrem, 5 Dark Shadow, 6 Espresso Italia. E proprio Espresso Italia è il netto favorito della corsa, numero 6 Marco Stefani in sediolo. Alternativa principale Estasi di No insieme a City Lux. Intanto macchina che accelera. Veloce in partenza Candy Greppi che a sorpresa va al comando nei confronti di Estasi di No all'esterno Dark Shadow, mentre c'è l'errore di Efrem all'esterno anche Espresso Italia. Insiste Dark Shadow e passa a condurre in 200 metri 14,4, all'esterno si ingamba ora Espresso Italia, ma Dark Shadow ha tutta l'aria di voler correre al comando. Completa i 400 iniziali in 29,1, Espresso Italia all'esterno, alla corda è sempre Candy Greppi, poi Estasi di No, City Lux e lascia in coda Efrem, rimesso. 600 che se ne vanno in 44,5 con 15,4 in curva. Espresso Italia all'esterno di Dark Shadow, alla corda è sempre Can dei Greppi, poi Estasi di No, sempre in coda City Lux e Efrem. Intanto 58,7 per i primi 800 di gara. Si mantiene in vantaggio Dark Shadow. Espresso Italia va nuovamente al suo esterno, prova ad impegnarlo all'altezza del chilometro in 1,13,2. A contatto rimane Can dei Greppi. Poi c'è lo scatto di Estasi di No a 500 dalla conclusione. Estasi di No in testa, l'errore di Dark Shadow 5, Dark si ritrova in testa così. Can dei Greppi nei confronti di Espresso Italia in difficoltà. Can dei Greppi sfrutta l'errore di Dark Shadow che limita un po' Estasi di No, e così è City Lux che si porta all'attacco di Can dei Greppi ai 100 conclusivi. Can dei Greppi in vantaggio, mantiene il vantaggio Can dei Greppi, insiste però al suo esterno City Lux. Can dei Greppi si difende sul palo, Can dei Greppi riesce probabilmente a salvarsi dal finale di City Lux, mentre per il terzo dovrebbe essere tornato Efrem a piegare gli avversari. 1,12,9 il ragguaglio conclusivo con 29,4 a chiudere. Andiamo a rivedere Can dei Greppi, Roberto Vecchione in sediolo che si difende con i denti dal tentativo di City Lux che vedete guadagna terreno nelle ultimissime battute. Arriva il palo e sul traguardo è difficile davvero stabilire chi sia passato per primo, anche se la nostra idea è che sia ancora Can dei Greppi. Arrivo comunque strettissimo fra i due. L'impressione è che Can dei Greppi, Roberto Vecchione, Enrico Stefani siano riusciti a mantenere qualcosina su City Lux e Riccardo Pezzatini.